la bellezza creata dall'essere umano è in realtà una scienza, cioè nell'antichità, ma fino al Medioevo, se vogliamo fino al Rinascimento, nelle sue forme, la bellezza era una scienza, cioè creare qualcosa di bello corrispondeva esattamente a rispettare determinate armonie che non erano un'invenzione di un artista, di un genio. L'idea del genio nella tradizione, anche in generale, in tutto il mondo tradizionale, non è mai esistita. Cioè esiste colui che in qualche modo riesce a carpire l'armonia che esiste nelle cose e a trasporla nella sua opera. A farla in maniera, renderla sublime attraverso Esatto. la No, sua è famosissima, è la famosa proporzione aurea, il famoso numero della proporzione aurea che si ritrova nelle piramidi d'Egitto, piuttosto che nei templi greci, piuttosto che nelle cattedrali gotiche e via dicendo, e fino al Rinascimento in determinati dipinti. Cioè, per questo il bello, ripeto, è una scienza, non è un qualcosa di soggettivo. Noi abbiamo l'idea che l'arte sia qualcosa di soggettivo. In realtà il termine ars, anche in latino, rimanda a una radice indoeuropea ar, che significa superiore, migliore, eccelso, aristocrazia, aristos, aria nella tradizione sanscrita, indù, no? Che in qualche modo significa quell'aspetto della realtà che incarna l'armonia, la perfezione. Per cui da questo punto di vista artista è anche semplicemente nel mondo tradizionale l'artigiano che confeziona un vaso fatto secondo determinati ritmi e secondo determinati, appunto, secondo una determinata arte. Ancora oggi si dice fare una cosa con arte significa farla secondo una regola che non dipende da me come soggetto individuale, ma che in qualche modo trascende la mia persona e il mio individuo. Tutto questo si spezza al momento in cui l'uomo moderno, soprattutto contemporaneo, identifica se stesso come il paradigma di ciò che è buono e di ciò che è bello, di ciò che è brutto e di ciò che è cattivo. Per cui questa continua ricerca solipsistica di ciò che per me è bello porta poi alla fine alla dissoluzione del bello stesso. Oggi abbiamo sostanzialmente le opere d'arte moderne, anche quelle più visive, no? Architettura, pittura, non sono nient'altro che la trasposizione di un universo psichico individuale dell'artista che quanto mai confuso, disarmonico, che immagina di poter comunicare al prossimo qualcosa parlando di un linguaggio individuale, mentre l'arte vera parla di un linguaggio universale. Il motivo del brutto e della nascita e dell'affermazione del brutto in realtà non è nient'altro che questo. Lei ha usato il termine anche giusto, umiltà. In realtà oggi poi questo termine si è svuotato del suo significato originario e ha assunto tutta una serie di coloriture sentimentali, moralistiche che ne distorcono il significato. Ma il termine umiltà sostanzialmente significa il senso dell'humus, della terra. Homo deriva da humus, no? Il senso della nostra precarietà, in fondo della nostra limitatezza, e l'aspirazione ad aprirsi a qualcosa di più grande. Quindi l'umiltà è tecnicamente, se vogliamo usare questo termine, questo, il riconoscimento del mio limite e l'apertura a qualcosa che trascende, a qualcosa di universale che trascende il mio limite. L'umiltà è il presupposto appunto della bellezza. L'artista moderno per definizione non è umile, l'artista moderno è qualcuno secondo il quale l'universo gira attorno a sé. E questo lo si vede molto chiaramente anche nella letteratura, nelle arti visive. Più ci si avvicina ai tempi nostri e più si vede come l'artista in realtà è un qualcuno che canta se stesso, fino ad arrivare al punto in cui diventa incomprensibile anche per gli altri, fuorché per il mercato dell'arte che da questo punto di vista è capace di vendere qualunque cosa, insomma anche una tela sporcata poi alla fine diventa, se c'è un nome sopra, qualcosa degna di essere comprata e venduta. Ma qui stiamo parlando di un discorso strettamente economico che non ci interessa. Sono migliaia di anni che le persone visitano le piramidi d'Egitto, il Partenone, la Torre di Pisa, la Basilica di San Francesco d'Assisi. Non credo che ci sia qualcuno che al giorno d'oggi visita il cubo di Fuxas a Foligno, che dovrebbe essere in linea di massima una chiesa, anche se non si è ben capito da quale punto di vista. Beh, se non la visita nessuno adesso, non credo che fra 100 anni ci sarà qualcuno che sarà interessato, insomma, a vederla.
Se dobbiamo aprire una parentesi polemica, se noi oggi giriamo per i quartieri periferici di Roma, di Milano, di Torino o di Napoli, spesso e volentieri la chiesa è l'edificio più brutto che si trova in quartieri che già di per sé sono estremamente sgradevoli e disarmonici da un punto di vista visivo e non solo. E questo è molto significativo. L'aver perso il linguaggio della bellezza, soprattutto in Occidente, significa anche aver perso poi la chiave dei valori, perché i valori non vengono veicolati, come immaginiamo noi troppo spesso, da un insegnamento catechetico, cioè io ti faccio la predica e tu seguirai la mia predica perché tu capisci che è giusto quello che ti sta dicendo. In realtà quello che colpisce l'essere umano per prima cosa è l'immaginario, e l'immaginario è veicolato, come dice la parola stessa, dalle immagini. Se io ho delle immagini davanti che trovo convincenti, belle, attraenti, affascinanti, è evidente che alla lunga o alla breve io sarò affascinato anche dal messaggio che quelle immagini veicolano. Questo noi l'abbiamo largamente perso, o peggio ancora l'abbiamo utilizzato all'incontrario, cioè per veicolare valori che sono sempre più dissolutivi. È da tenere presente che il bello, soprattutto quando, ripeto, ha a che fare con quell'universo di armonia e di leggi universali di cui abbiamo parlato poco fa, il bello veicola necessariamente determinati valori. I valori sono veicolati dal bello. C'è un racconto, un ricordo abbastanza significativo di Solzhenitsyn, famoso scrittore russo vissuto in epoca sovietica, che si è riconvertito alla tradizione ortodossa a partire semplicemente dalle chiese che erano rimaste aperte o anche chiuse durante l'Unione Sovietica. E lui raccontava che in queste immense periferie moscovite dove lui viveva, dove il bello sembrava completamente cancellato, quindi palazzi enormi, alverai umani, forse anche peggiori di quelli che abbiamo qui in Occidente, a un certo punto in mezzo a una piazzetta trovava una chiesa ortodossa. Trovava una chiesa con un'armonia, con delle cupole d'oro, magari chiusa, e lui ogni volta si recava di fronte a queste chiese, non sempre in funzione, per abbeverarsi, come diceva lui, di bellezza. E questo abbeverarsi di bellezza lo teneva vivo, cioè gli ricordava che c'era qualche altra cosa, al di là del grigiore e dell'appiattimento quotidiano, che dava senso alla vita, e da qui poi nasce, diciamo, la sua trasformazione interiore, la sua conversione.